sto passeggiando a Grado perché siamo ritornati a Grado e guarda chi ti rivedo. Buona giornata, grazie Roberta, ci siamo ritrovati qui a Grado perché a noi mancava insomma questa spiaggia e questa cittadina e siamo venuti per riportare, far rivedere ai nostri telespettatori naturalmente ancora le bellezze di Grado. Intanto che anno è stato? Un anno un po' particolare da quando ci siamo lasciati? Sì, è stato un anno molto particolare, però per fortuna adesso pian piano si sta ricominciando a lavorare. Ma se qualcuno vuole prenotare una visita come deve fare? Basta contattarmi, abbiamo comunque già calendarizzato una serie di visite guidate e il martedì sera alle 21:30 il by night e il giovedì mattina alle 10 per un itinerario un po' più storico con le basiliche. Bene, allora in attesa di tutto ciò noi ci siamo ritrovati perché in questa piazza? Beh, prima perché è molto carina, molto particolare, un po' diciamo anche il simbolo diventata il Giro d'Italia, è partito anche da qua, ha fatto la ripresa, ha dato un colore rosa particolare. Certo. Poi mi dicevi ci sono alcune cose che meritano di essere evidenziate. Sì, questa piazza ha diverse cose interessanti. Intanto gli scavi che vedete da questo lato, che sono stati praticamente scoperti per preparare il terreno per costruire questo che era una volta uno dei primi alberghi di lusso di Grado, che adesso invece è un condominio. Era il albergo pensione Fortino, chiamato così perché lì c'era effettivamente un forte con una torre d'avvistamento che è stata buttata giù, spianato tutto, cominciano a scavare e trovano questi resti di una basilica paleocristiana forse intitolata San Giovanni con un relativo battistero e dei sarcofagi anche perché tutto attorno aveva anche un'area cimiteriale, c'era il cimitero. Oggi non è più albergo, ma mantiene comunque abbastanza la struttura originaria, compresa la particolarità della terrazza sul davanti che è un po' a punta e questo rimanda alla prua di una barca, è come se fosse la cabina di pilotaggio di una nave sul mare. No? Ovviamente nel 1904 non c'erano gli altri edifici, dovete immaginare un po' di sabbia, qualche albero e basta, per cui dava proprio l'idea di una cabina di pilotaggio, di una nave sul mare. Sì. Mi affascina tutto ciò Roberta, quante cose ci racconti, quante cose ci fai scoprire. Facci scoprire qualcosa anche su quella casa bellissima che si chiama la Casa della Musica. Sì, quello è veramente un bell'angolino anche perché la casa è una delle più vecchie di Cittavecchia, i muri sono del 1600, ci sono state anche delle indagini archeologiche che hanno scoperto anche un pavimento originale con i mattoni ancora originali, compreso la zampa del gatto che è camminato sopra con i mattoni freschi, più altre planimetrie di case. Da noi si chiama Casa della Musica perché lì viveva un compositore di origine boema che si chiamava Wilhelm Zubert, scritto con la CZ, e da noi è famoso perché è quello che ha composto la musica che viene suonata durante la processione della prima domenica di luglio a Barbana e lo ricordo perché era l'altro ieri praticamente. Grado quindi entra ancora una volta nell'estate, nella zona più calda, nella piena attività, insomma noi ci risentiremo ancora, ci rivedremo ancora per scoprire altri luoghi, altre località di Grado e delle sue zone bellissime, ci risentiamo e ci fermiamo un attimino in pausa e poi ritorniamo. Luis all'Anzolo, è passato un anno. E che anno? Un anno di tormenti e di chiusure e poi di ricominciare un bel lavoro, dai. Quest'anno è cominciata, l'estate è cominciata a pieno, sì, siamo contenti, bel lavoro. Sì, ci dicevano che Grado insomma è tornata a vedere i suoi turisti, la sua gente e quindi anche per voi gestori di questo tipo di locali è importante, no? Sì, sono tornati i nostri turisti storici, sono tornati i turisti che sono arrivati l'anno scorso per la prima volta a Grado e sono tornati anche loro. Quindi vuol dire che li avete trattati bene. Sì. Che cosa hai inventato quest'anno di novità? C'è qualcosa di particolare? Abbiamo fatto qualche cocktail analcolico in più perché abbiamo visto che il mercato va più su analcolico, prodotti senza glutine, quelle nicchie di mercato che si stanno un po' espandendo. Dai, un po'. Che vanno per la maggiore anche. Sì.
buon lavoro, perché non resta altro e che Faremo il sia un possibile, anno speriamo sempre il positivo, tempo e che e- sia un anno positivo per tutti. Speriamo, dai. Grazie sì, Luis. sì. Grazie a voi. Beh, finalmente siamo in riva al mare e allora siamo venuti a ritrovare e a salutare Martina del Punta Spin, del campeggio Punta Spin. Bentornati. Buona giornata, Buongiorno, grazie, ben grazie. ritrovati. Ecco, ci dicevi che non vi siete mai fermati, quindi Non complimenti. ci siamo fermati, abbiamo fatto il nostro periodo di chiusura invernale come al solito, ma siamo andati avanti insomma con degli investimenti importanti, ci teniamo a questo campeggio, vogliamo insomma portare delle innovazioni ogni anno. Il Covid comunque non ci ha fermati, abbiamo insomma, portato il wifi in più del 50% del campeggio, stiamo rinnovando delle unità abitative, quelle in muratura, abbiamo rifatto un campo di calcio in erba sintetica che ci chiedono di utilizzare anche fortunatamente insomma, gli ospiti che non sono del campeggio ma sono della città di Grado, e quindi insomma, stiamo portando avanti le innovazioni all'interno del campeggio. L'altro anno mi ricordo eravamo in riva, se così si può dire, alla piscina, questa volta abbiamo detto no, c'è bella giornata, finalmente c'è la gente, facciamo vedere, possiamo vantare insomma questo panorama. Sì, bene, sì. Martina, buon lavoro, buona estate, che sia veramente un'estate di successo nuovamente per Punta Spin. Ce lo auguriamo, grazie a voi. Grazie a te. Nel nostro viaggio alla scoperta di Grado ci fermiamo qui alla trattoria Al Gialle, lo facciamo con Stefania. Intanto ben trovata Stefania. Senta, è stato un anno particolare, inutile nasconderlo, no? Particolarissimo, peggiore dell'anno scorso se vogliamo vederla, però io vedo un cenno di ripresa. Che cosa avete preparato e che cosa preparate per i turisti e non solo i turisti, i vostri clienti? Allora, noi abbiamo un menù misto di carne, pesce e pizzeria per accontentare un po' tutti i gusti. Cerchiamo di tenerci sempre su una linea che possa essere utile a tutti e coprendo anche le varie allergie, possibilmente dove è possibile. Perché ormai è diventato fondamentale anche quello. Assolutamente sì, purtroppo. Cerchiamo di essere per le famiglie, come si suol dire, ecco. Trattoria Al Gialle, questo nome arriva al Gialle? Allora, perché? il nome del locale è nato dalla precedente gestione che arrivava dal Friuli come enoteca, negli anni si è trasformata, ultimamente poi ormai sono 12 anni che noi siamo qua e l'abbiamo trasformata in una trattoria praticamente. Siamo passati da un'osteria a una trattoria. L'importante è questo. Abbiamo quindi... cresciuto lo spazio, come si suol dire, bene. ecco. Buon lavoro Stefania e buona Grazie estate. a lei, Grazie. buona estate a lei. Chi non conosce Grado magari non sa che ci sono Calle Campielli, ma qui siamo in Calle Marchesan. Esatto, come una piccola Venezia, Calli, Campi e Campielli anche da noi. Qui siamo in Calle Marchesan, questi tra l'altro sono lavori di un artista locale, tutto dipinto a mano. E qui c'è la particolarità di uno degli altarini con una Madonnina, ce n'è diversi in giro per Civitavecchia. Questa è anche particolare, non ho ancora trovato da chi l'abbia portata la Madonnina di Pompei. Comunque è tutto il lavoro che poi fanno i volontari per tenere in ordine, pulire, lavare, stirare i fiori, è tutto lavoro di volontariato ed era un po' un punto di ritrovo. Abbiamo bellissime foto di, diciamo, solo qualche anno fa, dove si vedeva il parroco con le signore qua dei dintorni a fare un rosario a fine giornata, perché quello era. Le case, qualche volta dico che dovrebbero parlare loro per raccontare quello che succedeva qui. Adesso sono restaurate, non manca niente, ma provate a immaginare 70, 80 o più anni fa, quando dentro non c'era l'acqua corrente, non c'erano i bagni, non c'era l'elettricità. Era un po' diverso. Era molto diverso e difatti i vecchi dicevano, la dico in dialetto perché viene meglio. Avevano solo letto e fogo, cioè avevamo solo un letto per dormire e il fogo, cioè un focolare, una piccola cucina per prepararsi qualcosa da mangiare. Tutto il resto era
praticamente relativo. È interessante il fatto che ci sono notizie dei registri parrocchiali che parlano di 2.800 abitanti a metà 1800 in 230 case, quindi proprio piccolo. Sì. Tant'è vero che tutti i quartieri che girano attorno a Civitavecchia sono tutti praticamente ricavati artificialmente con bonifiche colmate ed è come se fossero dei satelliti attorno a Civitavecchia. Quindi Roberta, possiamo dire che non solo ombrellone e sole, c'è anche calle, campielli e c'è la possibilità di visitare. Esatto, poi naturalmente non mancano i monumenti e le basiliche, per cui qui da noi veramente si può fare turismo tutto l'anno. E allora facciamolo proprio, turismo tutto l'anno, come dice Roberta. Allora, siamo usciti dal Calypso perché un sacco di gente, abbiamo qui Ismail. Ciao Ismail, ben trovato intanto. Piacere, benvenuti. E allora mi dicevi che il Calypso lo conoscono tutti? Beh sì, a Grado ormai è un'istituzione, è un posto che ha 20 anni di storia, per cui è conosciuto anche da parte dei turisti, non solo di gente che vive qui, no? E voi ci siete da 3 anni? Noi sì, siamo subentrati alla vecchia gestione da 3 anni e cerchiamo di portare avanti la tradizione che si è creata negli anni. Ma tanto successo così perché è pienone, cosa vuol dire? Che fate benissimo intanto questi tranci di pizza e poi il kebab? Assolutamente, noi cerchiamo di fare al meglio quello che facciamo, riceviamo anche tanti complimenti di gente che viene da Trieste, da Udine. E a noi fa piacere questo. Immagino. È stato un anno particolare anche per voi questo? Assolutamente, l'anno scorso molto difficile e quest'anno ci sono i presupposti per fare una stagione un po' migliore, ecco, rispetto. Ti lascio perché ti richiamano in cucina, ti vogliono tutti là, allora Ismail, buon lavoro. Grazie. E allora, con in mano questo ventaglietto che mi ha fatto notare, perché qui siamo davanti ad un ginkgo, conoscerete il ginkgo biloba, insomma questo è, c'è di tutto a Grado, e ci sono anche questi 3 musei che stanno partendo, su cui si sta lavorando, su questo progetto anche. Sì, allora a Grado l'offerta culturale si sta ampliando, abbiamo ben 3 musei in preparazione. Uno, quello più datato, è il famoso Museo di Archeologia Subacquea. Si spera che dopo 30 anni arrivi a conclusione. A compimento. Esatto. Questo era anche arrivato ad un buon punto prima del Covid. Era il Vecchia Canonica, che diventerà il Museo del Tesoro della Basilica, dove tra i vari reperti sarà esposta anche questa, che è una copia in realtà qua da noi, una sorta di cattedra reliquiario. Che si trova a Venezia, mi dicevi? L'originale sì, è a Venezia, nella Basilica di San Marco, guardando di fronte all'altare e sulla destra. E il terzo museo invece prenderà posto in centro, in una strada qua dietro, laterale, via Marina, una laterale. Quello sarà invece un museo di arti e tradizioni popolari della pesca. Sarà un allestimento incentrato proprio sulla pesca e sulle tradizioni. Che è una delle attività, insomma, principali e notevoli di Grado. Bene, con questo ginkgo e con questo ventaglietto noi vi salutiamo e vi auguriamo naturalmente una buona permanenza se ci siete a Grado, o se venite naturalmente trovate tutte queste belle cose di cui abbiamo parlato. Grazie Roberta. Certo, grazie a voi.